Il regista veneziano Tinto Brass è ricoverato in ospedale a Roma dopo aver accusato un malore la notte scorsa mentre si trovava a casa con la moglie Caterina Varzi. È stata lei a chiamare l'ambulanza per chiedere i primi soccorsi. Dagli ambienti ospedalieri si apprende che l'86enne maestro del cinema erotico italiano è ricoverato in terapia intensiva dove verserebbe in gravi condizioni. Anche 9 anni fa per lui si era reso necessario un ricovero urgente in seguito a un improvviso ictus. Il regista veneziano, conosciuto per lo più per la sua passione per il cosiddetto lato B, sorprende in questa intervista rilasciata qualche anno fa proprio alle nostre telecamere, quando descrisse il suo ideale di politico donna. Beh, dovrebbe essere intanto molto sensibile, molto sensibile non a delle questioni di principio, non a delle riflessioni così barbose, barbute, non a fare delle interviste tenendosi il mento fra le mani, ma insomma occuparsi di quelli che sono i problemi dell'esistente, giornalieri, la qualità della vita, ma poi anche così il piacere della vita, soprattutto il piacere della vita, quindi essere sensibile a quelle che sono le pulsioni, la libido anche dei giovani. Nell'augurargli il meglio e una pronta guarigione, il regista avrebbe già consegnato alla moglie Caterina le sue volontà sul fine vita. Le consegno, ha detto, la chiave della mia vita, sicuro che la girerà al momento giusto.